Entrano in campo Futsal Trissino e la Promo, le prime due semifinaliste della Coppa Veneto di Serie D, terza partita di questo venerdì santo di grande futsal alla Belmonte Arena. Ci siamo divertiti e abbiamo visto tanti baby campioni con le semifinali del titolo regionale Under 17, domani alle 16:30 la finalissima tra Bissuale D'Antenio e Sport Padova, e adesso la finalissima di domani alle 19. Se ne contenderanno chi ha vinto il girone A vicentino, il Futsal Trissino, e chi invece è arrivato secondo nel girone B ma ha vinto la finale della dedicazione di Treviso, la Promo. A dirigere l'incontro il signor Mattia Baccaglini e Prince Tociukuvu, entrambi nella sezione di Rovigo. Il fischio, andiamo a leggere le formazioni allora con la Promo, oggi squadra ospite con mister Rudy Soldera che schiera con il numero 1 Bertollo, con il 4 Gorgi, 6 Fabian, 7 Barone il capitano, con l'8 Bertollo, con il 9 Busatto, con il 10 Tognato, 12 Borotto della Vecchia, 15 Steven Zannoni, 22 Rex Pai, 32 Andretta. Il Futsal Trissino di mister Alessio Fracca schiera con il numero 1 Cagliaro, con il 2 Meggiolaro, con il 4 Arlin Aidari, con il 6 Capitano Cenzato, con il 7 Ceola, con l'11 Nicoletti, 14 Rossato, 15 Gonzato, con il 19 Lasri, con il 22 Savegnà, con il 23 Scesci e con il 44 Albion Aidari. Scesci tra l'altro che era assente nella finale della Coppa Delegazione di Vicenza, vinta sempre qui a Belmonte Arena dai suoi compagni per 2-0 contro il Futsal Mason, una Promo che cercherà di salire in C2 tramite playoff. La prima sfida il 25 di aprile contro i Mitici, la vincente poi troverà la seconda squadra del girone, il Futsal Vedelago Ginnastica, che ha sì finito a pari punti con la Promo, ma per differenza retirato pari anche, insomma, criterio che ha premiato la Futsal Vedelago. 30 minuti per tempo, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Intanto grazie al buon Meneghini sorseggiamo anche dell'ottimo Luppolo. Rinfreschiamo le corde vocali messe a dura prova nelle prime due sfide. Pronto il numero 22 Labino Exepai per la Promo a dare il via a questa sfida che parte in questo momento. Prima sfida tra le due contendenti che hanno giocato in due gironi diversi. Intanto il tacco recuperato da Cagliaro, c'è Cenzato, Lazzari con la maglia numero 2 Meggiolaro e davanti Scesci nel quartetto di movimento con Cagliaro tra i pali per mister Fracca che cerca il triplete dopo aver vinto il campionato Coppa di Delegazione, cerca di vincere anche la Coppa Assoluta di Serie D. Alle 21:30 la prima giornata di questo weekend pasquale si concluderà con il match, con l'altra semifinale di Serie D tra Martellago e Calcio 2002, dunque le vicentine che si contendono la Coppa. Intanto palla per Zannoni, va a calciare, la risposta, riflessi pronti per Pippo Cagliaro che sventa subito la prima minaccia targata Promo. Futsal Trissino che si è difeso comunque bene, pronto Zannoni a rimettere in gioco il pallone dal dischetto del corner, si mette vicino Andrea Bertollo, Zannoni chiama lo schema dei compagni, palla in mezzo per Gorgi, recupera Cenzato che fa ripartire l'azione di suoi, poi è bravo Gorgi a ritornare sui suoi passi, mettere palla in fallo laterale. Cenzato per Meggiolaro che va a caricare il destro, sbatte ancora su Gorgi, Lazzari va dietro da Cenzato che gira a sinistra verso Meggiolaro, prolungata la palla per Lazzari, poi recupera ancora la Promo, mette in fallo laterale, un out davanti la panchina con mister Rudy Soldera in piedi a guardare i suoi, tanto Scesci cercava di penetrare tra la doppietta Rexepai Zannoni, qui bravo Rexepai ad invitare Bertollo che va da Gorgi, tiene vivo il pallone il 4
delle formazioni di mister Soldera. Zannoni fa sfilare il movimento, palla per Gorgi che mette a sedere Cagliaro e poi trova il gol del vantaggio al terzo minuto, un assist al bacio di Zannoni, lo va proprio ad emulare nel gesto, poi è bravo Gorgi a saltare Cagliaro in uscita, atteso che Cagliaro finisca a terra poi per sistemare l'M&M il pallone alle spalle del numero 1 tricinese. Dunque è cambiato subito il parziale con la Promo che aveva battuto, l'abbiamo detto anche in apertura, nella finale trevigiana il Romano, un Romano che poi ha festeggiato la promozione in C2. Complimenti dunque al Romano che torna nel secondo torneo regionale. Qui intanto la bordata dal fondo di Scesci, pallone che sfila davanti allo specchio di porta, lo rivediamo, buona conclusione, è mancata però la mira per il numero 23 Andy Scesci, laterale di Zannoni già battuto per Bertollo che avanza senza tanta fretta, lo scambio ancora con Zannoni che va sul fondo verso Rexepai, si muove Gorgi, Rexepai si gira, costretto ad andare indietro al 15 Patavino, Zannoni, Rexepai ancora, giro palla ora della formazione di mister Soldera che perde il pallone, lo recupera Meggiolaro che però è impreciso nel cercare di servire Andy Scesci. Intanto rimessa laterale per Zannoni, già battuto lo scambio con Bertollo, Zannoni sul secondo palo in scivolata, quasi a prendere l'uscita d'emergenza, lo rivediamo nel replay, arriva come un fulmine Gorgi che però non riesce a trovare il tappino sotto porta, Scesci tanto dalla parte opposta, lo scambio non è riuscito con Meggiolaro perché è bravo ancora Gorgi a metterci la punta del piede, a mettere in fallo laterale, lo stesso 2 del Trissino, lo batte dietro per Cenzato che sfila il pallone a sinistra verso Bruno Lazzari, rinforzo invernale del mercato del Trissino. Intanto Lazzari perde il pallone, Rexepai lo recupera, lo protegge bene, lo scarica dietro per Zannoni che chiama in causa anche il suo portiere. Mi sembra di aver visto il 12 sulle spalle di Borotto dalla Vecchia, portiere della Promo. Intanto il tiro con la deviazione di Cenzato in corner. Onda a scaldarsi da nel Tognato mister Soldera, c'è corner per la Promo al quinto minuto, una Promo già avanti grazie al sigillo del numero 4 Gorgi. Zannoni scodella dietro per Rexepai che va a calciare il pallone che resta lì con Cagliaro che in due tempi mette lontano, colpito al volto Gorgi che si era messo contro Meggiolaro, un blocco, ha avuto la peggio Gorgi. Cenzato va a controllare che l'avversario, il numero 4, quello che sta decidendo la partita, possa continuare a giocare, così è. Allora sarà una rimessa laterale con Tognato entrato in campo al posto di Rexepai, si alza Borotto della Vecchia, proprio lui il maglia numero 12 che riceve anche il pallone all'altezza linea di metà campo e la fa sfilare avanti per il compagno numero 9, anche lui appena entrato in campo, Teddy Busatto. Mette in fallo laterale Scesci, Busatto dietro per Zannoni, giro palla verso Tognato che va a puntare Scesci sulla corsia, poi si accentra, ancora una finta, bravissimo qui il numero 10 Tognato che si prende anche il primo fallo, non poteva fare altro Scesci. Punizione per la Promo con Steven Zannoni e Daniel Tognato sul punto di battuta che dialogano tra di loro. Gorgi più defilato invece Teddy Busatto, vediamo che Zannoni si incarica di questa battuta proprio per Busatto che va a calciare addosso praticamente a Tognato, una palla che però sfida fuori. Meglio la Promo, un avvio più convincente quello della formazione di mister Rudy Soldera, un Trissino ancora
fermo nello spogliatoio che non ha ancora saputo reagire. Vediamo adesso con Lazzari, ecco qua che arriva la prima conclusione. Volevano una deviazione che però non viene ravvisata dalla coppia rodigina che arbitra questo incontro. Zannoni fa segno di avanzare, Gorgi sbatte il pallone su Lazzari, lo tiene vivo Lazzari, vince un doppio rimpallo, poi Lazzari viene fuori bene, scarica a destra per Cenzato che va a calciare con la corrente, Daniel Tognato che si frappone sul suo tiro, concede soltanto il laterale, già battuto dal Futsal Trissino che ha operato un cambio, andato fuori Meggiolaro, dentro c'è, attenzione a Lazzari al tiro, ottima la risposta di Borotto dalla Vecchia, è entrato Arlind Aidari con la maglia numero 4, il fratello Albion veste invece la 44, proprio Arlind per Lazzari, lo scambio concentrato, ancora Arlind che va dal suo capitano, Scesci capisce tutto quanto, però Zannoni che prolunga soltanto il pallone che arriva comodo tra le mani di Cagliaro. Sta per entrare intanto anche Nicoletti con la maglia numero 11, la finta di Lazzari che prolunga il pallone per Cenzato che va dietro per Arlind, allo spazio per calciare, va a caricare il destro, palla fuori di un nulla. Borotto la Vecchia, qualcosa da lamentarsi con il direttore del signor Baccaglini di Rovigo, probabilmente per una spintarella, qualcosa di Lazzari davanti alla porta. Zannoni intanto avanza senza tanta pressione, senza tanta velocità, prolunga, recupera bene Scesci, un breakero del Trissino con Scesci che viene fermato, poi Zannoni protegge il pallone, lo rispalla dentro, Cenzato, calcia di prima intenzione, palla fuori di poco, allora ecco che è suonata la sveglia in casa del Trissino, fuori Lazzari, intanto rientra Nicoletti, svegliato il Trissino, qua l'errore di Gorgi, chiede scusa, Gorgi che non trattiene il pallone, un Gorgi che però sta decidendo questo a prima parte di gara, 9 minuti e la Promo avanti 1-0 in questa prima semifinale di Coppa DD. A seguire troveremo la formazione del Calcio 2000 contro il Martellago nella seconda semifinale di giornata. Tanto Nicoletti non c'è il fallo, ma che scaramuccia in campo, Cenzato a calciare e a trovare ancora una deviazione in fallo laterale, avanza di qualche metro, l'ultimo a toccare è stato Teddy Busatto. Pronto Nicoletti a rimettere in gioco il pallone dietro per Cenzato che carica ancora il destro, ma trova ancora la posizione di Borotto della Vecchia, recupera intanto Arlind, lo scambio con Scesci che resta in piedi, la palla sfila verso Cenzato. Arlind viene praticamente scalciato, ha nascosto bene il pallone, fallo fischiato ai danni del numero 10 Daniel Tognato che non protesta, si è reso conto insomma di aver colpito il piede dell'avversario da dietro. Punizione al minuto 11, ci sono Arlind e Nicoletti sul punto di battuta che parlano tra di loro, è però uno schema, palla per Nicoletti, praticamente la para ma con il corpo, ha postato benissimo Gorgi che ha segnato e ha salvato un gol praticamente sulla linea di porta. Grande azione difensiva questa del numero 4 Gorgi, non c'è deviazione di Arlind, chiama il fallo. Cenzato aveva fatto segno al direttore di gara che secondo il suo modo di vedere c'era stato un tocco di mano, viene richiamato intanto Cenzato. Non c'è stato fallo di mano, questo sta sicuramente spiegando il direttore di gara Cenzato che gli alza il pollice, un sorriso, si intendono i due e dunque potremo tornare all'11° minuto abbondante di gioco già superato a raccontarvi ancora questa sfida, la prima semifinale di Coppa DD. Qui intanto recupera Busatto sulla palla persa da Tognato, va via bene ancora Gorgi che cerca la puntata, trova una doppia deviazione, ispiratissimo Andrea Gorgi in questo inizio di match e lui sicuramente fin qui non solo per il gol fatto, l'MVP, ne ha salvato uno sulla linea e adesso una scorribanda sulla corsia di sinistra. Zannoni della bandierina che non c'è, ancora Zannoni in mezzo al pallone, serve per Gorgi,
respinto, poi Tognato riceve ben Borotto della Vecchia con il petto Cagliaro e poi Gorgi con Cagliaro che respinge fuori area con le mani, si prende il giallo. Una parata fuori area e soltanto il giallo per Cagliaro. Si dispera Zannoni, era un gol praticamente fatto. Il direttore di gara va a spiegare come da regolamento il motivo per cui ha estratto il cartellino giallo. Sono cambiate molte regole. Il signor Mattia Baccaglini però spiega il perché del giallo con Cagliaro qui graziato. Era praticamente un gol fatto. Chiede la distanza Zannoni con Baccaglini che gli dice un attimo sto arrivando, poi Zannoni con il sorriso sotto il baffo chiede scusa. Zannoni e Tognato con Zannoni che fa spostare Tognato, vedremo se andrà a calciare direttamente Zannoni, il tiro, palla potente ma che si spegne alta, la rivediamo con il replay. Futsal Veneto TV e Roploz aveva guardato all'angolino lontano Arlind, è entrato anche il fratello Albion, dunque i due Aidari proprio sulla corrente. Arlind-Albion, qui l'ultimo a toccare è stato Tognato, la rimessa laterale è per la squadra del Trissino che ha fretta di giocare il pallone, palla per Arlind, la finta di Arlind, il tiro direttamente però tra le mani di Borotto della Vecchia. Zannoni, palla avanti per Teddy Busato che va a terra, non c'è il fallo, difende bene il numero 4 Arlind Aidari sul tentativo del numero 9 Promo Busato. Si danno il 5-2, Busato qualcosa da ridire, alla prossima chiede anche il cambio, fa gesto eloquente all'indirizzo di mister Soldera. Laterale sistemati tanto la situazione falli, vediamo che il cronometrista di fede trissinese ovviamente perché si gioca in casa, un fallo Trissino, 2 promo, Zannoni in mezzo il pallone, Gorgi vicinissimo alla doppietta, palla che esce di un nulla. Non è attento il Trissino in difesa, sta concedendo tante palle che per sua fortuna però la promo non riesce a capitalizzare. Intanto è rientrato Meggiolaro, si apre lo spazio per calciare però non arriva il tiro. Nicoletti, Meggiolaro, Arlind Aidari, si muove Albion, Arlind però torna dal 2 trissinese, Meggiolaro che scarica, potente e alto, 15:30 sul cronometro, rientra Rex Sepai, entra anche il capitano Carlo Barone, pronto ad entrare perché è rimasto lì a bordo campo con la pettorina arancione, il numero 7 della promo. Zannoni intanto muove a destra il pallone per Daniel Tognato che si accentra, Daniel Tognato una giocata, poi Meggiolaro gli porta via il pallone, Meggiolaro l'imbucata, è bravissimo qui Gorgi, ancora Meggiolaro, il tiro con Albion Aidari che quasi si trovava lì il pallone sul piede da girare in rete, un tiro potente di Meggiolaro. Trissino che a sprazzi risponde di essere presente in campo, intanto ecco il primo pallone Capitan Barone, la palla però è per Rex Sepai che arretra, si muove Zannoni, Rex Sepai proprio da Zannoni, giocatore esperto, cresciuto nelle giovanili della Luparense. Zannoni, De Poli, 2 nomi che hanno fatto attenzione alla parte con Gorgi, il tiro su Cagliaro, poi sulla ribattuta, intanto arriva il time out di mister Fracca che sicuramente non è felice della prova dei suoi, abbiamo rivisto nel replay, Gorgi invece fin qui MVP e con la grafica che vedete di Futsal Veneto TV e Roploz c'è l'1-0 in favore della promo. Grande lavoro
in regia di Andrea, telecamera poi Matteo e Gianmarco si sono dati il cambio per raccontarvi con le immagini queste semifinali. Domani il programma prevede la semifinale, la finalissima Under 17 tra Antenore Sport Padova e Bissuola alle 16:30 e poi alle 19 a seguire invece la finalissima DD. Stiamo assistendo alla prima semifinale con la Promo avanti 1-0 sul Trissino. A seguire racconteremo il match tra Martellago e Calcio 2000, formazione di Arcugnano, anch'essa impegnata nei prossimi playoff che partiranno con il botto con un derby contro il Carmen Vigio e Longare. Meggiolaro intanto cercava di scappare, fa buona guardia Gorgi come Zannoni mai uscito dal campo. Alex Pai invece è anche rientrato dopo aver rifiatato. Albion dietro da Arlind, il numero 4 gira palla verso Meggiolaro che torna a cambiare lato verso Nicoletti. Si muove Albion, Nicoletti, la palla per il numero 44 Albion che va a terra senza fallo. Non è dello stesso parere il giocatore del Trissino all'indirizzo del direttore di gara, il signor Baccaglini di Rovigo, coadiuvato secondo arbitro Prince Tociukwu, entrambi della sezione di Rovigo. Albion si accentra, lo scarico a destra verso Nicoletti, gira palla e il Trissino, Nicoletti si accentra, Nicoletti, la palla per Albion che fa sfidare per Meggiolaro che trova il pareggio. Davide Meggiolaro, una bella azione corale dove tutti hanno toccato il pallone, poi Fuzza il Trissino che ritrova il pari. La rivediamo, è stato bravo Albion ad andare sul fondo per Meggiolaro, un po' sfortunato anche Borotto dalla Vecchia che ha un po' strozzato il tiro, e al 20° ristabilita la parità 1-1 tra Fuzza il Trissino e Promo. Dunque tutto da rifare per gli uomini di mister Rudy Soldera che erano andati avanti con il gol di Gorgi, un Gorgi che aveva avuto anche un po' di occasione per raddoppiare. Intanto Nicoletti aspetta la corrente Meggiolaro riceve il pallone, va sul fondo, si porta il pallone sul sinistro, ma è bravo Luca Borotto dalla Vecchia a rifugiarsi in corner, angolo con Zanoni che recupera il pallone vicino agli stendardi biancorossi, colori del Team Giorgione che ospita l'ennesima kermesse qui alla Belbotea Arena con la collaborazione della FIGC e l'ND del Veneto con il responsabile Michele Di Giambattista sempre in prima fila e pronto a prendere il pullman per il torneo delle regioni che si svolgerà la prossima settimana dal 25 aprile al 1 maggio in Emilia Romagna. Arlind intanto scodella per il fratello Albion, non capisce tutto quanto, però Gorgi che alleggerisce per Zannone che gira dalla parte opposta verso il capitano Carlo Barone che lo scambia ancora con Zannoni che rimanda il pallone al suo capitano che fa sportellato con Meggiolaro, ma è bravo a dare ancora palla a Zannoni che ora cerca di girare dalla parte opposta verso Gorgi che però si era centrato, chiede scusa a Zannoni, allora sarà il Futsal Trissino al minuto 21 superato in questo momento che potrà ripartire nella propria metà campo. Nicoletti, i fratelli Aidari si scambiano posizione, Meggiolaro lotta, riceve il pallone che arriva da Cagliaro, tocca il pallone Cagliaro che forse non poteva toccarlo stando alle proteste avversarie, ha rischiato Cagliaro, sembrava voler farlo sfilare fuori, poi l'ha toccato all'ultimo in area. Palla per Nicoletti in area, viene fermato, l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 11, intanto ecco che Gorgi va a rifiatare, rientra in campo Andrea Bertollo, un cambio per mettere forze fresche in campo. Zannoni per Exepai che
che si gira, Rexepai lo scambio verso Bertollo mette in mezzo un pallone recuperato dal 44 Albio che va via veloce, c'è Meggiolaro che riceve il pallone sulla destra, Meggiolaro fermato da Zannoni, il rimpallo favorisce il recupero di Rexepai che poi gerisce dietro per Bertollo che attende Zannoni che riceve il pallone e avanza senza alcuna fretta, poi verticalizza per Rexepai, spalle alla porta il numero 22, da dietro comunque Zannoni, Capitan Barone viene scippato del pallone, va a calciare Arlen Haidari, prende una deviazione in corner, qualche scaramuccia tra Barone e Meggiolaro, palla in possesso Trissino, proprio Meggiolaro che fa sfilare sulla sinistra per Albion Haidari, il 44 va a puntare, bravo Borotto della Vecchia a difendere la propria porta, poi Rexepai alleggerisce in fallo laterale. Sulla pressione del Trissino ora qualche sofferenza per la Promo che comunque è in piena partita 1-1 con il pari, attenzione Meggiolaro fa sportellate e con il fisico la sportellata sua è più veemente, va a fare cadere Carlo Barone che poi esce dal campo, rientra Teddy Busatto dalla parte opposta, fuori anche Meggiolaro, prima entrata in campo per Nicolas Rossato con la maglia numero 14, Rexepai di testa è ottimo per Bertollo, poi proprio Rossato non riesce a dare il pallone con i giri giusti ad Arlen Haidari, allora Promo che torna in fase d'attacco nella metà campo avversaria. Si è alzato anche il vice allenatore Fabio Biasiolo a dare indicazione ai propri giocatori con mister Fracca, cronometro nella mano che controlla il tempo. Rexepai intanto dietro per Bertollo, se la allunga ma troppo Rossato che non tiene il pallone in campo, deviazione, non c'è la deviazione che aveva chiesto mister Fracca. Da ripetere la rimessa laterale perché il numero 8 Bertollo era retrocesso di troppi metri rispetto al giusto punto di battuta, intanto è rientrato anche Lazzari per il Trissino, pronto a tornare in campo anche Daniel Tognato, intanto bravo qui Bertollo a chiudere la diagonale di inserimento, invito per Rossato, laterale Trissino nella metacampo avversaria, siamo negli ultimi metri della metacampo di casa per la Promo, 3-4 metri dalla linea di fondo campo, si girano, palla dietro per Lazzari, lo scambio comodo per Arlen, ancora Lazzari che si accentra, Albion cerca proprio Lazzari ma è bravo a chiudere la diagonale, Teddy Busatto a fare partire i suoi Zannoni per Rexepai che dalla parte opposta va per Andrea Bertollo va a puntare e provare di calciare ma viene fermato, un contropiede allora con il Trissino, palla troppo forte di Albion Haidari per Lazzari che voleva anche la deviazione che non c'è stata, un contro break che non va a buon fine per la formazione del presidente Ferrari e la Promo che può ripartire con Zannoni che fa avanzare anche Borotto della Vecchia che palla al piede super linea di metà campo, Busatto fermato, Trissino che può ripartire con il tiro di Albion Haidari che trova una deviazione, vuole il time out la formazione della Promo ma non può chiamarlo adesso con il possesso in favore del Trissino. Torniamo live con l'immagine intanto quando mancano meno di 4 minuti, Lazzari a sinistra per Albion che va dietro del fratello Arlind, giro palla da Nicolas Rossato, Arlind fa muovere i compagni il numero 4 del Trissino, poi apre qui il 14 Rossato che va a calciare addosso però a Bruno Lazzari, deviazione non ravvisata e Rossato con grande sportività va a restituire il pallone alla formazione avversaria, poi Rossato si dà il 5 con Bruno Lazzari,
sportivo Nicolas Rossato che ha restituito il pallone. Era evidente la deviazione non ravvisata dal signor Baccaglini, che non ha visto il tocco tricinese, ma tutto ristabilito, mentre Rudy Soldera ha chiamato anche il time out di sospensione a suo favore, insomma, quando mancano meno di 3 minuti, 2 minuti e qualcosa, e qualche spicciolo con il punteggio che vede il Futsal Trissino e la Promo impattare sull'1-1 in questa prima semifinale di Coppa Veneto di Serie D. Primo fischio, richiamare in campo le squadre, e il secondo poi con definitivamente Trissino e Promo che rientrano sul rettangolo di gioco della Belbote Arena, come sempre teatro del futsal che conta a livello regionale. Riparte Borotto dalla Vecchia, palla lasciata di comodo al limite dell'area per Bertollo che avanza a sinistra per Zannoni che cambia lato subito verso Musatto. Bertollo, Zannoni prolunga per il numero 9 Musatto, poi bravo Lasri a negare un tiro quasi sicuro a Tognato. L'ultimo a toccare è stato proprio il 10 della Promo, e può ripartire il Trissino quando mancano meno di 2 minuti, 1:40 circa. Ci prova in solitaria Arlin Aidari, poi Censato è costretto a calciare distante con Zannoni che batte subito per Tognato. Zannoni, Bertollo riceve lo scarico del suo compagno, palla lunga, poi con il corpo Lasri nega Daniel Tognato di arrivare sul pallone. Si parlano i due, una spallata veemente, non fallosa. Si continua a giocare con Rossato che domestica il pallone, lo libera dietro per Censato che torna ancora dal 14, ultimo minuto più l'eventuale recupero. Arlin Aidari, Lazzari, ultimo di movimento, ora c'è il numero 4, Lazzari si muove, Rossato proprio per Arlin Aidari, lo scambio con Capitan Censato che torna dietro da Nicolas Rossato. Rossato è lo spazio di avanzare, lascia lì il pallone per Arlin che va a calciare un destro che trova la deviazione di Bertollo, laterale con Capitan Censato che chiama lo schema 1-2, non capisco, 30 secondi ancora da giocare con sicuramente almeno 2 minuti di recupero, non di più, visto la partita che è filata via liscia. Lasri per Censato che va sul fondo, deviazione, la palla viene però presa da Borotto della Vecchia che non la fa sfilare alle sue spalle. Zannoni con Rossato che pressa alto, Zannoni calcia in malo modo in fuori laterale, già ripartito Arlin Aidari, Rossato per Arlin Aidari che va sul fondo, c'è deviazione, sì, dunque sarà corner, mentre è scoccato il 30° minuto. Qui bravo Zannoni a prendersi il pallone, a ripartire in velocità, poi a trovare una deviazione di Censato, era rimasto a terra intanto Lazzari. Zannoni sta prendendo un po' con i compagni, nessuno lo ha seguito. Schema 4, intanto il direttore di gara chiama anche il recupero, 2 minuti, mi sembra di aver visto, giocheremo ancora per 1 minuto e mezzo circa, visto che siamo già da una trentina di secondi abbondanti in recupero. Qui intanto bravo Cagliaro di stendere la gamba lontana, Bertollo poi leggerisce per Borotto della Vecchia che torna ancora da Bertollo, giro palla verso Tognato che prolunga verso Bertollo che rischia per Cagliaro, difesa disattenta, qui Cagliaro ha rischiato, lui che è già ammonito, ha comunque indotto Bertollo a portare il pallone oltre la linea nera. Ultimo minuto di gioco intanto, ma un gran pericolo per la difesa sia di subire gol e anche per un secondo giallo a Cagliaro. Arlin Aidari intanto, lo scarico cercato per Rossato, ma Zannoni esce bene dalla linea difensiva, intanto fuori Bertollo, rientra Gorgi in questo finale di primo tempo con il punteggio di 1-1. Censato, lo scambio cercato con Lasri, Tognato riparte veloce, lo scambio con Musatto, Tognato va sul fondo, bravo qui Cagliaro, recupera la palla Arlin Aidari che poi spara lontano. Abbiamo
visto qua nel replay la prontezza in uscita di Cagliaro. Quando sta arrivando anche il Martellago assieme al Promo, protagonista nella seconda sfida di giornata. Intanto arriva il duplice fischio che manda le squadre al riposo. 1-1 tra Futsal Trissino e la Promo. Stefano Testoni con Futsal Veneto TV e Ropluz vi dà appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo. Ci sarà anche Perretto ovviamente da casa. Ciao Big Ste.
Eccoci nuovamente live per l'avvio del secondo tempo. I direttori di gara hanno controllato che le porte siano entrambe ok. Aspettiamo che il signor Baccaglini di Rovigo dia il via. Ha messo il fischietto in bocca proprio in questo istante e dà l'ok a ripartire. Si riparte dall'1-1 dei primi 30 minuti. In caso di parità ci saranno direttamente i calci di rigore. Vedremo se avremo bisogno di un extra time con i penalty per decretare la prima finalista di questa Final Four di Coppa Veneto Serie D. Allind intanto non trova lo spazio per calciare, va sulla sinistra da Rossato che avanza, è rientrato Scesci che cercava proprio lo scambio con Rossato, non va a buon fine, recupera Bertollo, Zannoni poi scarica lontano dove non c'è nessun compagno, dove ci sono i tabelloni con le pubblicità della Belbotea Arena che ci ospita, come ha ospitato le finali la scorsa settimana di Under 15, come ha ospitato la Kermesse dell'Epifania C1, C2. Quante emozioni si vivono qui alla Belbotea Arena con i bellissimi colori bianco e rosso, gli standardi del team Giorgione, squadra di casa, che ovviamente ringraziamo per l'ospitalità. Rossato, lo scambio con Scesci, va dietro da Nicoletti, la puntata direttamente però tra le braccia di Luca Borotto Dalla Vecchia che fa ripartire sulla destra Gorgi. Bertollo intanto lo scambio con Zannoni che torna ancora dall'8, rifatto Promo, si muove Gorgi, Zannone va avanti da Rexepai che non è preciso nel controllo del pallone, poi lo perde perché è bravo Rossato a scipparglielo. Nicoletti apre a destra verso Arlin che cambia lato da Rossato, libero di avanzare, di scaraventare il pallone per Andy Scesci. Nicoletti, Rossato dietro per Arlin Aidari che domestica il pallone per Scesci che va a terra, non c'è fallo, poi va a ripartire la Promo con Bertollo che è veloce, si muove Rexepai. Era ottimo l'invito di Bertollo, non ci ha creduto però Rexepai. E sarà rimessa laterale, pronto a batterlo Arlind, comodo per Nicoletti. Un Trissino che in caso di vittoria domani potrebbe ritrovare anche il buon Peretto, che salutiamo. Tra l'altro il figlio Leonardo è anche più forte del papà Stefano, lo possiamo dire senza tanti problemi. Arlind, Rossato ancora da Arlind, il numero 4 del Trissino muove il pallone, si muove anche la squadra di Mister Fraca, lo scambio poi ancora per Arlen che chiude il triangolo, non tiene vivo però il possesso di palla per la sua squadra. Dunque ripartirà Zannoni con una rimessa laterale quasi all'altezza del corner, già battuto il laterale per Bertollo che torna a dare il pallone al numero 15 Promo. Zannoni Bertollo, lo scambio tra i due, ancora Zannoni, prolunga avanti per Rexepai, spara la porta, poi leggerisce dietro per Zannoni che va avanti verso il numero 4 Gorgi che va a terra senza fallo. Carambola, qui ora va a terra Rexepai, spinto dietro ma senza fallo secondo il direttore di gara Nicoletti, la finta a deludere anche se stesso. Rossato per recuperare il pallone, Scesci dietro per Arlin Aidari che torna ancora da Rossato va a puntare Bertollo, cercava l'imbucata, ha fermato il numero 8 Promo. Arlin Aidari va a calciare un tiro direttamente addosso a Scesci che si va a toccare i gioielli di famiglia, si automassaggia Scesci, poi con il tacco ha cercato di freddare anche Borotto Dalla Vecchia, non ci è riuscito proprio Borotto Dalla Vecchia a far ripartire il gioco per Bertollo. Zannoni, Bertollo ancora cerca di andare via Scesci che però mette il corpo una gamba e concede solo il laterale. Lo stesso Bertollo va a battere avanti per Rexepai, però è impreciso il tentativo di passaggio e quando siamo al quarto minuto e 30 riparte il Trissino, riparte anche dall'1-1 del primo tempo questo match, la prima semifinale di Coppa Veneto di Serie D
Futsal Trissino ci è arrivato per aver vinto la Coppa Delegazione di Vicenza 2-0 contro il Futsal Mason. La Promo invece ha superato 3-2 il Romano nella Coppa Delegazione di Treviso. Rossato per Nicoletti, non preciso ancora Rossato con il pallone, ma è bravissimo Gorgi a prendere il tempo in un secondo momento al numero 14 e mette in corner. Pronto Rossato a dare dietro per Arlind, lo scambio per Nicoletti, tocca ancora Zannoni, ancora un corner con lo stesso Nicoletti che dà dietro per Arlind, che fa sfilare a destra verso Andy Scesci. Arlind Aidari, Rossato, Arlind, lo scambio con Rossato per Arlind, la palla arriva tra i piedi di Nicoletti, Nicoletti va da Arlind Aidari che va a puntare Gorgi, Arlind dietro per Scesci, il tiro dalla distanza, un sinistro che si perde alto. Scesci, che era assente nella finale delegazione, aveva pagato l'espulsione nell'ultimo turno, cioè nel match di qualificazione per le finali di delegazione contro il Valdillasi, un Valdillasi che sarà protagonista della finalissima playoff del girone A contro l'Isola 5 del DS Fabio Carollo e di mister Roberto Tregnago, entrambi qui in tribuna a visionare il Trissino, che è stato avversario del campionato, e la Promo, che tutti sperano possa magari essere avversaria dei playoff poi regionali di D. Qui intanto ha sprecato la Promo, siamo già dall'altra parte con Scesci che va sul fondo, scarica soltanto sull'esterno della rete, un sinistro che andiamo a rivedere, aveva saltato bene, è entrato Teddy Musato, bravo Borotto della Vecchia a chiudere lo specchio della porta. Qui intanto esce bene con Gorgi servito da Zannoni, la Promo, ancora Zannoni che aspetta il movimento di Rexepai, Zannoni arretra, poi scarica proprio dietro a Rexepai che allunga la sfera verso Gorgi che non riesce però a tenerla dentro il rettangolo di gioco delimitato dalla linea nera della Belbote Arena. Pronto Ceola a bordo campo, fa il suo ingresso in campo, intanto palla per Scesci, la palla sfila fuori, c'è deviazione, no, dunque sarà rimessa dal fondo, non protestano i giocatori del Futsal Trissino, e Borotto della Vecchia quasi al quarto secondo rilancia lungo per Rexepai che domestica bene il pallone, gli viene portato via da Arlind Aidari che resta comunque a terra. Nicoletti, intanto Rexepai aiuta a rialzare Arlind Aidari, dice di aver subito una gomitata e potrà ripartire. Intanto Nicoletti, tanto fuori Rexepai, entra con il numero 6 Giacomo Fabian, per lui i primi scampoli di match, non ha mai entrato nel primo tempo, si può ripartire allora. Pronto anche Ceola, Davide Ceola, uno dei giocatori simbolo del Trissino, che è il primo anno dopo aver vinto tutto quanto a livello amatoriale di Endas, il primo anno quest'anno ha stappato la bottiglia per la Coppa Delegazione di Vicenza e per soprattutto il campionato. Quante bottiglie stappate al cristallo. Intanto Scesci recupera su Gorgi, concede soltanto il corner. Un Trissino che cerca la finale di domani, la cerca anche la Promo ovviamente, entrambe le squadre cercano l'ultimo atto. Qui dato il tiro velenoso di Musato che però esce abbondantemente a lato, eccolo qua che entra intanto Ceola al posto di Andy Scesci che non se la prende bene, pronto a rientrare anche il capitano Incensato, il pallone intanto era uscito, dunque sarà rimessa laterale per la Promo. Già battuta Zannoni, lo scambio con Musato, ancora Zannoni, Borotto della Vecchia a superare le linee di metà campo, ora viene invitato Zannoni a rientrare tra i pali. Gorgi, il tiro deviato in corner, resta lì allora la Promo. Corner per la formazione di mister Rulli Soldera. Pronto il numero 6 Fabian
scarica dietro per Zannoni che calcia, poi quasi sulla riga Charlie Naidari che mette in fallo laterale, toglie il pallone dal tentativo offensivo di Musato. Borotto della Vecchia, Zannoni che del movimento di compagni, Zannoni per Gorgi, palla fuori con deviazione di Cagliaro. Rivediamo nel replay, velenosissimo il destro dell'ispiratissimo numero 4 della formazione della promo. Intanto Cagliaro chiede un attimo di tempo per sistemarsi lo scarpino arancio fluo. Pronto Zannoni a rimettere in gioco il pallone. Meno di 20 minuti al termine, 1-1 sempre in questo secondo tempo, palla scodellata per Gorgi che la fa sfilare lontano, poi da dietro per Borotto della Vecchia che tende il movimento di compagni, scarica lontano, troppo anche per Fabian. Intanto rientra Censato al posto di Nicoletti e Cagliaro fa ripartire da dietro l'azione proprio con Censato che ha ricevuto da Arlen Naidari. Censato si muove a Rossato che riceve il pallone all'altezza della linea di metà campo, si accentra Rossato, lo scambio con Arlen che va da Ceula va a puntare Zannoni, serie di finte, Ceula, il pallone che resta lì viene poi atterrato con un fallo 1 metro fuori area, attenzione perché può diventare pericolosa, lo rivediamo, Ceula lì aveva un po' perso il pallone, intervento falloso, giudicato falloso quello di Zannoni, punizione dal limite, poco meno dal limite, va a incaricarsi della battuta Ceula. Arlen Naidari non è felicissimo della decisione presa dai compagni di squadra, aspettiamo il fischio con Ceula che va a caricare il sinistro che calcia direttamente su uno degli uomini in Briano, ancora Ceula, poi viene portato via il pallone, Zannoni lo recupera, c'è il fallo di Ceula, dunque situazione pari anche a livello di falli, uno per parte, li hanno commessi prima Zannoni su Ceula, poi Ceula su Zannoni che cercava di ripartire, falli comunque non cattivi, partita anche qui che sta filando via senza alcun nervosismo. Zannoni intanto fermato da Censato, recupera però palla, Gorgi, onnipresente Gorgi, Borotto dalla Vecchia ancora per il numero 4 Gorgi, giro palla verso Fabian che scambia con Zannoni che cerca di prolungare avanti per Teddy Musato che però non si accorge che il campo stava per finire e una rimessa laterale però Trissino già battuta. Arlen gira a sinistra verso Censato che torna dal numero 4 a disposizione di mister Fracca, cercava la verticalizzazione per Ceula, c'è la deviazione, riparte da dietro Rossato che aveva recuperato il pallone prima che lo stesso finisse fuori dal campo, a sinistra per Arlen, pronto a rientrare anche Lasri, anche Meggiolano, recupera la promo con Zannoni che va via ad Arlen, chiede scusa a Arlen che aiuta a rialzarsi Zannoni, volevano anche un cartellino quelli del Trissino, va a rifiatare intanto Zannoni, al suo posto rientra Bertollo, lo abbiamo visto anche nel replay, ci potevano stare anche gli estremi per un giallo, subito Arlen è andato a chiedere scusa al giocatore avversario che intanto è ripartito. Bertollo, Teddy Musato, Fabian si muove, Teddy Musato però va da Gorgi, una spallata a togliere il pallone e poi il tiro di Bertollo da fuori con Meggiolano stizzito per un colpo fortuito del numero 8 Promo e Cagliaro che può ripartire dalla sua area, pallone lasciato lì a Censato che avanza senza fretta, Arlen sulla sinistra riceve il pallone, lo scambio con Meggiolaro che si gira, Bertollo però ferma il gioco, ancora Trissino con Arlen che cercava l'imbucata per Meggiolaro, Ceula recupera il pallone, la giocata di Ceula a cercare l'inserimento di Arlen, intanto c'è anche il giallo per Ceula che si scontra con un avversario, il giallo all'indirizzo del numero 7 del Futsal Trissino che commette il suo terzo fallo.
deve fare attenzione. Partita mogia, manca quel guizzo che potrebbe dar vitalità ad una sfida che comunque ha visto le due squadre cercare di offendere i due portieri avversari, però senza grande insistenza. L'ultimo a toccare è stato Cenzato, dunque rimessa laterale per Teddy Busato che lascia l'incombenza a Gorgi, che ha già battuto dito per Bertollo, che chiama addirittura in causa Borotto della Vecchia. Il numero 12, il portiere Promo, scarica a destra per Busato che centra per Bertollo, non riesce a tenere il pallone in possesso per i suoi. Meggiolaro poi lo perde, ma c'è il tocco finale di Gorgi che mette in fallo laterale. Dunque pronto Meggiolaro a rimettere in modalità on il gioco, dito per Cenzato che fa sfilare verso Allen Eidari. Mai uscito dal campo in questo secondo tempo il numero 4, palla per Meggiolaro, fermato da Gorgi senza fallo. Entrambi i giocatori mandano un'occhiataccia al direttore di gara, il signor Baccaglini di Rovigo, che ha fatto continuare il gioco. Cenzato per Arlin, movimento di capitano Cenzato che riceve il pallone, lo scambio cercato con Ceola, chiuso però il diagonale verticalizzato da Busato. Meggiolaro per Cenzato, alza la testa Cenzato, serve dalla parte opposta Allen Eidari che va profondo verso Ceola che cerca di portarsi il pallone sul sinistro, pallone che però è terminato oltre la linea nera della Belboterina, dunque sarà rimessa laterale con Fabian pronto a far ripartire il gioco. Facile lì vicino per Bertollo, avanza anche Borotto della Vecchia, Bertollo però dà indicazione sopra di rientrare tra i pali. Fabian per Busato, cercava l'invito, qui bravo fa il numero 9 Busato ad anticipare Ceola. Bertollo ancora, Gorgi per Busato che non riesce a tenere il pallone in possesso per i suoi, intanto rientra Lazzari al posto di Ceola che si prende il 5 di compagni. Lazzari in possesso del pallone, lo scambio con Allen Eidari che viene però fermato, può ripartire l'ora Busato con Allen Eidari che commette il quarto fallo del Trissino. Anche qui volevano un cartellino, aveva già rischiato in precedenza, ha rischiato anche qui Allen Eidari, non combinato la punizione gialla per il numero 4 del Trissino. Punizione battuta da Bertollo che apre dalla parte opposta verso Busato, costretto ad indietreggiare sul pressing di Meggiolaro. Ancora Bertollo per Gorgi, fermato in scivolata, tempestiva la scivolata di Capitan Cenzato. Pronto Gorgi, vicino per Busato che va sul fondo, ancora Cenzato, devia in corner questa volta. Corner già battuto, addirittura dito da Borotto della Vecchia. Busato Bertollo, c'era Gorgi, Fabian chiama il movimento proprio di Gorgi che riceve il pallone, si gira, viene però fermato da tre giocatori. Meggiolaro colpito, cade a terra, chiede scusa a Gorgi che ha commesso il fallo. Qualche problemino, intanto rientra anche Capitan Barone tra le file della Promo. Abbiamo rivisto anche il replay, il fallo subito da Meggiolaro è il secondo fallo commesso dalla Promo. Punizione con Cenzato che fa ripartire il gioco per Allen Eidari, graziato due volte dai direttori di gara. Palla lunga per Lazzari, Bruno Lazzari si accentra, scarica dietro per Cenzato che domestica il pallone a destra verso Meggiolaro, si muove Cenzato, Meggiolaro però lo scambio ancora con Cenzato, palla per Meggiolaro che chiude bene il triangolo ma spara però lontano, poi protegge Barone. Rivediamo nel replay, era buona la giocata, buona l'intenzione, è mancato soltanto il tiro di Meggiolaro che ha calciato praticamente alla parte opposta del campo. Dunque occasione buona per il Trissino che ha un po' risvegliato una partita che fin qui in questa ripresa pecca di mancanza di grandi occasioni. Vedremo se in questi ultimi 10 minuti, ne mancano 10 e 20 secondi,
vedremo qualche altro gol oppure se dovremo accontentarci dell'1-1 parziale che stiamo raccontando e poi con conseguenti calci di rigore soltanto nelle due finali di domani 16:30 Antenor Sport Padova Bissuola per l'Under 17. Avremo anche la possibilità di vedere i tempi supplementari. Intanto il pallone era uscito, il direttore di gara ha fischiato appunto la palla fuori, rientra intanto Zannoni. Mandiamo i cuoricini al buon Michele Di Giambattista, che poi da cuoricino a rombo è un attimo, è sempre geometria comunque. Palla avanti intanto per Fabian, fermato in laterale da Censato. Fabian dietro per Zannoni che fa avanzare anche Borotto Dalla Vecchia. Lo scarico per il numero 7 Barone. Zannoni che cerca ancora il suo capitano Arina Idari, però mette in fallo laterale. 9 minuti più recupero e calci di rigore. Rientra intanto Daniel Tognato, palla fermata, Lasri riparte con Tognato, un tocco di mano, recupera bene il pallone Fabian lo scambio, anzi no, va in proprio Fabian, fermato Censato, Meggiolaro non è dalla parte opposta, Meggiolaro il pallone sul sinistro e Steven Zannoni è un muro invalicabile anche quando si mette a scivolare sul terreno di gioco. Censato intanto scarica su Fabian il suo destro, possesso ancora Trissino con Meggiolaro che si accentra, viene fermato, una carambola poi che premia anche la fortuna della promo, lo rivediamo nel replay. E Borotto Dalla Vecchia che può riprendersi il pallone a fondo campo e far ripartire il gioco dando comodo per Zannoni che scarica avanti verso Barone che torna ancora dal 15 in maglia blu. Rex Seppai intanto che è rientrato in campo, si gira Rex Seppai, fermato come può da Arlin Neidari, poi anche Lasari cerca di fermare ma ancora possesso promo con Tognato che si accentra, ottima giocata Censato. Arlin Neidari che può ripartire, aspetta però il gioco dei compagni, l'aiuto Arlin Neidari, lo scambio con Lasari, non va a buon fine il triangolo perché capisce tutto quanto Carlo Barone che mette in fallo laterale, si lamenta di un colpo Arlin Neidari, pronto ad uscire, probabilmente entrerà al suo posto Albion il fratello. Censato tanto ancora Trissino nel metacampo della promo. Lasri la puntata, Borotto Dalla Vecchia però è attento tra i pali e respinge in fallo laterale, già battuto. Palla cercata per Meggiolaro, c'è comunque una deviazione di Barone, intanto fuori Arlin, dentro Albion. Pronto dietro Albion per Lasri, conclusione ribattuta, non c'è corner, dunque rimessa dal fondo. Dicono che il pallone sia stato toccato da un giocatore della promo, non l'ho visto, c'è un po' di traffico qui sulle tribune, intanto sicuramente è rimessa dal fondo perché a toccare per ultimo è stato Bruno Lasri. Borotto Dalla Vecchia, lo scambio con Tognato che va da Zannoni che cerca di prolungare, non trova il pallone Meggiolaro ma lo recupera comunque Censato, il tiro poi di Borotto Dalla Vecchia dice di no, mamma che pericolo per la promo. Zannoni intanto si riprende il pallone per la formazione della promo, lo scambio con il numero 10 Tognato che si distende avanti, aspetta però l'invito per Rex Seppai che addormenta il pallone, 6 minuti da giocare, possesso promo, Rex Seppai fermato, Lasri recupera la sfera, Lasri avanza, il tiro da parte opposta per la botta sicura di Meggiolaro. Rivediamo il replay, occasionissima, Futsal Trissino non ha trovato lo specchio di porta Meggiolaro, non era semplicissimo trovare il gol, ma una grande ghiotta occasione divorata dal 2 trissinese che non può strapparsi i capelli dalla testa, ma
si arrabbia con se stesso. Attenzione a Rex Sepai che invita Tognato, ferma tutto quanto Arlin, rientrato in campo dopo pochissimi minuti di riposo in panca. Lasri protegge il pallone, glielo porta via per qualche secondo Zannoni, lo tiene ancora in possesso il Trissino che avanza con Arlin Haidari, lo scambio con Lasri per Arlin il tiro, gol! Arlin Haidari al 25esimo minuto, il numero 4 del Futsal Trissino che qui alla Belbotea Arena è anche di casa, ha giocato anche la scorsa settimana nelle finali Endas. Ottimo il servizio, l'invito di Lasri e poi il tocco morbido quasi a litigare con il pallone di Arlin Haidari che però alla fine la mette alle spalle di Borotto dalla Vecchia e trova il sorpasso del Futsal Trissino al 25esimo minuto. Dunque si assottigliano le speranze per la formazione della Promo che però ha il dovere, l'obbligo di reagire. Zannoni intanto dietro proprio per Borotto dalla Vecchia, sono arrivati anche i ragazzi del Martellago. Bertollo, protagonista alle 21:30 della seconda semifinale contro il Calcio 2000. Cagliaro, comodo per l'autore del gol che decide ora la partita, Arlin Haidari che scambia con il fratello Albion, 4 minuti più recupero, Arlin ancora, prolunga avanti per Lazio, autore dell'assist, un altro pallone al bacio, questa volta per Albion, poi è bravo a recuperare però mi sembra il numero 4 Gorgi, abbiamo vista MVP della partita per la sponda Promo. Arlind sfila per Nicoletti che va a cercare Lasri che si gira, bravo Borotto alla Vecchia in due tempi con il petto e poi con le mani, entra intanto con la maglia numero 1 Tommaso Bertollo come portiere di movimento, Zannoni per l'altro Bertollo, Zannoni gioca nel portiere di movimento con la maglia numero 1 da Promo, Zannoni chiede però ai suoi di non fare con troppa fretta, c'è da giocare con intelligenza, con testa, e ve lo dice Testoni. Zannoni proprio per Tommaso Bertollo, Zannoni, Busato, Zannoni, lo scambio tra i due, ma sul fondo capisce tutto quanto Albion, la maglia numero 4 che resta comunque lì in possesso palla, la Promo che riconquista la sfera, volevano un fallo quelli dell'Attrice, non ha ravvisato Zannoni, intanto sul fondo per Gorgi, dietro da il numero 9 Busato, Zannoni il tiro, Cagliaro coperto probabilmente da Arlin Haidari, rivediamo che riflessi per il numero 1 Pippo Cagliaro, si era coperto, bravissimo il portiere del Trissino a salvare ancora i suoi, due spiccioli da giocare più recupero, Zannoni, Busato, Zannoni per Tommaso Bertollo, Andrà si muove ma il pallone arriva ancora tra i piedi di Zannoni che dà indicazioni ai propri compagni di come gestire, come giocare questa carta di portiere di movimento. Bertollo, lo scambio, manca sempre meno, 2 minuti, poco meno per la Promo per riprendere una partita che aveva portato avanti proprio la formazione di mister Rudy Soldera. I due Bertollo si scambiano il pallone, ora Tommaso il portiere ha possesso per Zannoni, torna ad avere possesso Tommaso, Zannoni, si muove Busato, Bertollo per Andrea Bertollo, recupera Lasri, poi viene fermato a Tommaso Bertollo che torna tra i pali quando mancano 1 minuto e mezzo e c'è il time out di mister Alessio Fracca che chiama i suoi a bordo campo in questo palpitante finale di match. Zannoni con il suo carisma e la sua grinta chiama il cambio a te di Busato, vuole movimento nella pressione che possono portare con il portiere di movimento. Tanto salutiamo i tanti amici che ci stanno seguendo, in particolare salutiamo Ivan Bonato, factotum del Don Romeo, che ha sfiorato il salto in C1 perdendo soltanto la finalissima con la Mestre Fenice. In bocca al lupo per la prossima stagione da Don Romeo, che è stato qui protagonista anche se non proprio in modo positivo alla Belbotea Arena, con
la sconfitta nella prima sfida nei quarti finali della Coppa Italia, Coppa 12-1. Palla lunga ma imprecisa di Arlin Haidari. Intanto mancano pochi secondi al 30° minuto. Controlliamo ora il signor Mattia Baccaglini di Rovigo, che dà 1 minuto di recupero, 1 minuto ancora da giocare. Zannoni per Tommaso Bertollo, ancora verso Zannoni, si giocherà allora fino al 31°, il pallone sul fondo che resta di Bertollo, questa volta fermato però da Nicolas Rossato. Tommaso Bertollo ancora per Zannoni, 45 secondi, Zannoni la finta con il piede di Zannoni, fermato a Scesci che va a mettere il pallone del 3-1 che manda in finale il Futsal Trissino. All'ultimo respiro, all'ultimo giro di lancette, Andy Scesci va a firmare il tabellino con il 3-1 che porta alla sfida finale di domani alle 19 qui alla Belmonte Arena il Futsal Trissino, che poi si siederà comodo in tribuna per assistere alla sfida tra Calcio 2000 e Martellago. Tra le due uscirà la seconda finalista. Qui intanto Lazzari da casa sua non trova lo specchio di porta e arriva il triplice fischio finale che manda in festa il Futsal Trissino, che ha vinto 3-1 contro la Promo, una Promo che continuerà la sua stagione con il primo turno playoff del girone B. Venerdì prossimo 25 aprile troverà sulla sua strada la formazione dei Mittici, poi chi vince il 9 maggio nella finalissima del girone affronterà il Futsal Vedelago Ginnastica, che ha terminato il campionato al secondo posto con gli stessi punti della Promo. Qui intanto le squadre in campo, gli applausi meritati. E allora domani Futsal Trissino alle 19 tornerà qui live alla Belmonte Arena. Stefano Testoni intanto ringrazia ancora una volta Futsal TV e Roplos, grazie a Andrea, grazie a Gianmarco, grazie a Matteo. Ci risintonizziamo qui verso le 21:30 per la seconda semifinale tra Calcio 2000 e Martellago. Adesso andiamo di Lupolo. Baci.